Salve a tutti, parliamo ora di prodotto scalare di due vettori. Quindi il prodotto scalare è un'operazione che si applica a due vettori e mi dà come risultato uno scalare, per quello si chiama così. Quindi in pratica a due vettori associa un numero. Se i vettori A e B li associa A, B coseno alfa. A è il modulo di A, B è il modulo del vettore B e questo è il coseno dell'angolo compreso tra i due vettori. Quindi adesso guardando la figura qui, questa lunghezza che ho indicato qui sarebbe la proiezione del vettore B sulla direzione di A. Quindi questa proiezione, guardando qui, è proprio uguale a B per coseno di alfa. E quindi si può pensare al prodotto scalare anche come il prodotto della lunghezza di A per la lunghezza della proiezione di B sulla direzione di A. E quindi adesso vediamo il caso in cui due vettori siano paralleli. L'angolo compreso quindi sarebbe 0 gradi e coseno di 0 vale 1 e quindi il prodotto scalare sarebbe semplicemente A per B, il prodotto dei due moduli. Se invece i due vettori sono perpendicolari, l'angolo compreso di 90 gradi, il coseno di 90 gradi è 0 e quindi il prodotto scalare è 0. E vale anche l'inverso: se il prodotto scalare due vettori è 0 significa che sono perpendicolari, quindi vale in entrambi i versi. E adesso scriviamo il vettore A con le sue componenti ax, ay. Questo delle componenti ho spiegato meglio in un altro video, anche che il fatto che si scriva così: ax per il vettore i più ay per il vettore j. Comunque, per vedere brevemente, i vettori i e j hanno lunghezza 1 e stanno sull'asse x e asse y. Vettore b in modo simile, poi lo scrivo come bx per i più by per j. E adesso proviamo a scrivere il prodotto scalare appunto usando queste espressioni. Andiamo a fare tutti i prodotti. Comunque qui abbiamo prodotto di uno scalare con un vettore. Qui quali vettori compaiono? Compare i prodotto scalare con i prodotto scalare con j con i e j con j. Allora, come abbiamo visto prima, se due vettori sono perpendicolari, il loro prodotto scalare è 0. Ma i e j sono perpendicolari tra loro. Qua scrive ji, ma non importa, tanto è commutativo in realtà il prodotto scalare. Quindi questo è uguale a 0 e questo è uguale a 0. Il prodotto scalare con i, allora si tratta del caso di un vettore parallelo a se stesso, ovviamente. È il caso di vettori paralleli e il prodotto scalare è semplicemente il prodotto dei moduli dei due vettori. Ma il modulo di i, come anche il modulo di j, è 1. Quindi 1 per 1, e questo è 1. J, prodotto scalare con j è anche 1. Quindi questi termini vanno via, questi due termini rimangono e ax bx più ay by. Quindi il prodotto scalare si può scrivere, questo è importante, si può scrivere, cioè il prodotto scalare è uguale anche ad ax bx più ay by. Ed una cosa analoga vale se abbiamo i vettori in uno spazio tridimensionale, vettori che hanno coordinate ax, ay, az e bx, by, bz, e se facciamo il prodotto scalare in modo simile si fanno i calcoli, si trova che il prodotto scalare è anche uguale a ax bx più ay by più az bz. Allora, questo risultato ci permette anche di fare un'altra cosa, di calcolare l'angolo compreso tra due vettori. E vediamolo allora in un esempio. Allora abbiamo il vettore A che è 4, 3 e il vettore B che è 3, 4. Allora, intanto calcoliamo il prodotto scalare in due modi, secondo la definizione, secondo questa formula. Qui allora dobbiamo trovare i moduli di A e di B. Il modulo di A è radice di ax al quadrato più ay al quadrato e radice di 4 al quadrato più 3 al quadrato, e vabbè, queste coordinate sono scambiate. Qua per il vettore B avremo radice di 3 al quadrato più 4 al quadrato. Comunque qua 16 più 9 fa 25, radice 25, entrambi hanno modulo 5. E quindi usando la definizione qua il prodotto scalare è 5 per 5 per coseno di alfa, 25 per coseno di alfa.
usando invece questa formula avremo allora ax bx più ay by, 4 per 3, le coordinate x dei due vettori più il prodotto delle coordinate y dei due vettori, 3 per 4 abbiamo 12 più 12, 24, e quindi il prodotto scalare è uguale a 25 coseno alfa e anche a 24, e quindi 25 coseno alfa è uguale a 24. Qua divido con 25, coseno alfa è 24 venticinquesimi, e alfa lo trovo come arco coseno di 24 venticinquesimi ed è circa 16,3 gradi. Possiamo calcolare questo angolo. Ancora un'ultima cosa da notare: se io faccio il prodotto scalare di un vettore per se stesso usando questa formula, trovo ax per ax più ay per ay, quindi ax al quadrato più ay al quadrato. Però d'altra parte ci ricordiamo che il modulo del vettore a, che poi si può scrivere anche semplicemente come a senza la freccia sopra, è radice quadrata di ax al quadrato più ay al quadrato, e vediamo il legame. Quindi il prodotto scalare di un vettore per se stesso è il quadrato del modulo, che poi invece di scriverlo così posso scrivere semplicemente a al quadrato, c'è questa doppia scrittura. Va bene, ah sì, ancora una cosa, un esempio di utilizzo del prodotto scalare in fisica è per il lavoro. Si può pensare come prodotto scalare, perché il disegno è proprio simile al prodotto scalare del vettore spostamento con il vettore forza. Cioè, di solito per semplificare si dice lavoro è forza per spostamento, però se la forza è inclinata a un certo angolo, infatti si va a prendere proprio la componente nella direzione dello spostamento, è proprio così. Quindi si può davvero scrivere come prodotto scalare dello spostamento per la forza applicata. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.